Buon pomeriggio, grazie per questo nuovo incontro, l'ultimo prima della pausa agostana di talenti. Prima di tutto lasciatemi ringraziare chi ci ospita, la Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza e in modo particolare il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova. Grazie a chi ci affianca in questo percorso in cui incontriamo figure, personaggi che i talenti hanno saputo metterli a frutto e sono AGSM IM, BVR Banca Veneto Centrale, Z Farmaceutici, il Centro Commerciale Palladio, le Pelletterie Palladio e l'agenzia ZIP e Garzadori Vicenza, grazie al quale, terminata la chiacchierata con il nostro ospite, ci intratterremmo in quello che io chiamo il terzo tempo, in un aperitivo e tante chiacchiere. Benvenuto a Julio González, che è tornato da qualche mese, oramai da più di qualche mese, in Italia, a Vicenza. Mi fa piacere rincontrarlo perché è un amico e oltre che essere un personaggio che ha tanto da comunicare e probabilmente anche da insegnare. Ciao Julio, tutto bene? Tutto bene Luca, grazie mille di questo invito, mi sento veramente onorato di poter essere qua e a tutte queste facce di amici conosciuti, alcuni da tanti anni, alcuni da un po' meno di tempo, ma mi fa sempre piacere trovarvi, vedervi, a tutti quanti qua che seguono un po' tutto quello che stiamo facendo nella vita, no? Certo, molti sono venuti qui in università, molti ci seguono da casa, salutiamo anche loro e staremo insieme un'ora a chiacchierare io e te, poi se ci sarà qualche domanda lasceremo spazio a qualche domanda. E io inizio con una frase che non è mia ma è tua ed è questa: oggi ogni giorno che mi sveglio e vedo la luce del sole ringrazio Dio, tutto è una benedizione di Dio. E sono le tue parole nel giorno delle dimissioni dall'ospedale di Padova dopo una lunga degenza a seguito dell'incidente che è avvenuto nel dicembre del 2005. Immensa fede, coraggio, determinazione, tenacia, non per dimenticare e iniziare una nuova vita, ma per ricominciare da dove eri rimasto prima di quel tremendo impatto. Sono le parole che in qualche modo ti rappresentano oggi, sono ancora parole forti, io me le ricordo perché c'ero e mi avevano commosso ma anche colpito per la grande forza che in quel momento avevi trasmesso a tutti noi. Grazie Luca, sì, sono parole che anche per me rimangono tuttora molto importanti, sono insegnamenti che la vita ti dà quando ti capitano queste situazioni. Tante volte hai soltanto due strade, o quella di mollare, vai giù e non riesci ad alzarti più, o l'altra, no? Tiri sulla testa e continui a camminare. E nella vita ne ho trovati tantissimi esempi, come è successo anche il weekend scorso, che sono stato invitato a Senigallia a un evento bellissimo, dove ho incontrato delle persone meravigliose che fanno attività sportiva, tanti di loro, alcuni non tanto, ma hanno delle storie di vita pazzesche, no? E da lì sono nati tanti rapporti, tante amicizie. Qui vedo un Domenico che viene da Padova, ci siamo conosciuti questo weekend, le persone che hanno subito nel bene e nel male un infortunio, un incidente, hanno perso un braccio, una gamba, ma che eravamo lì tutti insieme e ho conosciuto tutte queste storie di vita che continuano ad insegnarmi tanto, no? Cioè che io non sono l'unico in questo mondo, ma ce ne sono tante persone che come me hanno avuto il coraggio davanti alle difficoltà di dire io non mollo, cioè io scelgo la strada quella più difficile, quella che è in salita, quella che mi tocca lottare, sudare, quella che è più difficile, ma che porta tante soddisfazioni. Una di queste soddisfazioni è proprio di conoscere persone come queste, no? Cioè, come questi amici che sono nati questo weekend scorso e che ne ho conosciuto tantissimi lungo gli anni, come Alex Zanardi anche, che è venuto Ne a trovarmi parliamo dopo e torneremo a parlare di quello che è una sorta di bivio nella tua strada. Bivio è anche una trasmissione a cui ho partecipato diversi anni fa e prima di ritornare su questo
fammi indagare un po' su quella che è stato, ad esempio, lo Julio bambino. Che bambino eri? Niño, Eh? Julio il Niño. Che Niño ero. Cioè, questo ragazzo qua seduto mi farà ricordare tanto a me, da bambino. Pericolosissimo, mamma mia. Pericolosissimo. Avevo fatto tutti i danni che un bambino poteva fare da piccolo. Cioè, dall'incidente in bicicletta, da andare a sbattere contro una macchina e spaccarmi il ginocchio, dal dottore che è venuto a dire a mio papà cosa fa il suo figlio e lui fa calcio e dobbiamo trovare lo psicologo perché lui calcio non potrà più farlo. Se è fortunato tornerà a camminare zoppo, diceva questo dottore. Poi invece ho fatto l'intervento, messi chiodi dentro e dopo un paio di mesi di star fermo, quando mi hanno tirato via il gesso, hanno fatto la lastra, stesso dottore, cioè, incavolato, vi avevo detto il ginocchio sinistro, questo è il ginocchio destro. No, dottore, quello è il ginocchio sinistro. Ma qui non si vede niente. Cioè, non è rimasto. Quanti anni avevi? Avevo 9-10 anni. Cioè, correndo in mezzo alla strada, no, come si chiama quello? L'aquilone? Con l'aquilone, correndo con l'aquilone, io guardavo l'aquilone, non guardavo la strada. Arriva questa macchina che mi vede, si ferma e io sono io che vado a sbattere contro la macchina. Spaccato Il ginocchio qua. ginocchio sinistro, l'ho distrutto. Beh, l'hai rimesso a posto benino, ho visto. Per fortuna sì. Sì, Ha direi. fatto un po' di gol anche. Nella fase giovanile c'è stato soltanto il calcio o anche altre passioni sportive? No, cioè, da piccolo papà mi diceva voi dovete fare tutti gli sport, cioè pallacanestro, pallavolo, atletica, nuoto, tutti, perché di ogni sport imparerete qualcosa che vi servirà per la vita. E poi dopo, quando sarete più grandi, sceglierete quale sarà lo sport che volete praticare. E poi dall'inizio, cioè dal primo giorno, è stato sempre il calcio. Sempre il calcio. Sempre il calcio. Cioè, dormivamo con la palla, ci svegliavamo con la palla, o giocavamo in giardino a casa, o giocavamo in mezzo alla strada a piedi nudi, o andavamo in chiesa all'oratorio a giocare, cioè, ma sempre con la palla, sempre il calcio. Calcio tutto il giorno. Il settore giovanile del Guarani. Dell'Olimpia, primo anno, cacciati via dall'Olimpia, andati al Guarani. L'Olimpia è la squadra del mio cuore in Paraguay. Quando siamo arrivati alla prima squadra, io quando giocavamo contro l'Olimpia, dovevo fare gol e segnavo sempre. Ascolta, chi ti ha segnalato invece al calcio italiano? Calcio italiano mi ha segnalato un osservatore del Vicenza, non so se ti ricordi, Enzo Manuzzato. Come lo ricordo? Sì, è uno che è storico del Vicenza, ha lavorato tanti anni per il Vicenza. Siamo venuti a fare un tournée in Europa, io ero nell'Under 20, nazionale paraguayana Under 20, avevo 18 anni, abbiamo fatto un amichevole con la Juventus, col Barcellona, con diverse squadre, e tra queste anche il Vicenza. No? Abbiamo giocato contro la Primavera del Vicenza, avevamo vinto 2-1, avevo segnato un gol e lì sono stato segnalato da Enzo Manuzzato per essere sei arrivato in Italia nel 2001? Nel 2001. Nel 2001 quel Vicenza... Giugno-luglio del 2001. Quel Vicenza era il Vicenza di Mandorlini che però ti trovò un po' acerbo per il calcio italiano. Sì. Il primo è stato Facchetti, Eugenio, il primo allenatore. Dopo è arrivato Mandorlini che non eravamo tanto d'accordo io e lui. No, i giovani non andavano quasi mai d'accordo. I giovani soprattutto. Ma un po' lo capisco, cioè, non capivo neanche l'italiano, cioè, non sapevo neanche i movimenti dell'attaccante, allora sono cose che magari in Italia fanno innervosire un po' gli allenatori. Ma dopo ho trovato la possibilità con Camorese. Ma dopo da lì, da Vicenza, torni in Sud America, cosa hai fatto? Sono venuto il primo anno, Argentina, e poi... 6 mesi, sono andato in prestito all'Huracan di Buenos Aires, 6 mesi, sono ritornato l'anno dopo, ho trovato Mandorlini, ho detto non vado più via, io resto qua. Allora lui mi manda a giocare con la Primavera, dove conosco Mimo Di Carlo. Con la Primavera ho giocato tutte le partite, cioè il primo giorno di allenamento... Lui mi vede nello spogliatoio, Mimo, no? Mi vede nello spogliatoio e mi dice «Oh Gonzales, ma cosa hai?» mi dice. E lo guardo, no, niente, mister. Guarda che qui l'allenamento si fa col sorriso in faccia. Qui non si fa l'allenamento senza il sorriso. Allora su, dai, col sorriso. Così. Da lì
con questa motivazione che lui ha iniziato a darmi, mi faceva giocare con la numero 10, mai usato la 10 in vita mia, per me era anche un'offesa, no? Che uno scarso come me mettessi la 10, e mi dava anche la fascia di capitano. Allora, tutta la fiducia che tu potevi trovare in un allenatore l'ho trovata con Mimmo Di Carlo nella primavera. Entravo in campo, facevo 2-3 gol a partita. Questo ha costretto i dirigenti, il presidente della società di chiamare Mandolini e dire: Mandolini, tu dici che questo è scarso e questo invece sta facendo 3 gol a partita con la primavera. Dai, vieni a vedere almeno una partita sua. È venuto a vedere una partita mia con la primavera e poi mi convoca ai quarti di finale di Coppa Italia Vicenza-Roma allo stadio Menti. Perdevamo 2-1. 81esimo minuto di gioco, mancavano 9 minuti alla fine, un cambio, guarda, mi chiama, dai, fammi vedere cosa sai fare. Vado in campo, questi 9 minuti ho corso come un pazzo scatenato. Corso a destra, a sinistra, ho corso all'arbitro, ho inseguito al guardalinea, io facevo il cross, io andavo a colpire di testa. Ho avuto 3 occasioni per fare gol, una al palo, una al portiere mi aveva respinto al calcio d'angolo e l'altra me lo sono mangiata io. Comunque in 9 minuti per me avevo fatto extra bene perché ho creato 3 opportunità per pareggiare la partita, purtroppo non è entrata e quando finisce la partita guardo verso la panchina, vedo Mandolini che si alza e viene verso di me. Io ho detto dentro di me, questo mi fa congratulazioni. Viene, mi abbraccia, mi dice: bravo Gonzalez, hai fatto una grande partita. Sì, ha visto mister, sì, hai quasi fatto gol. Hai visto mister, quasi fatto gol. Sì, peccato che non l'hai fatto, se facevi gol giocavi ancora. Adesso non giochi mai più. E non ti ha più fatto giocare. Adesso non giochi mai più. Io sono uscito piangendo, dal campo piangevo. Sono andato dentro spogliatoio, ho preso la valigia, non ho fatto neanche la doccia e sono scappato via, sono andato a casa. Arrivato a casa che piangevo come un bambino. Ma cosa c'hai? Diceva mia moglie. Cosa c'hai? No, il mister. Ma cosa c'hai? No, il mister. Non riuscivo neanche a raccontargli cosa era successo. Ho preso il telefono, ho chiamato il presidente, ho detto: Presidente, il mister ha detto che non mi fa giocare mai più, io voglio tornare a casa. E piangevo, voglio tornare a casa. E quell'anno sono ritornato in Paraguay 2003-2004. Sei tornato in Paraguay, pensavi che fosse finita l'avventura italiana a quel punto lì? Avevo detto, cavoli, 10 minuti, i miei primi 10 minuti nel calcio italiano sono già stati gli ultimi. Qua è finita per me, perché poi 2003-2004 era già il mio 4º anno di contratto, praticamente arrivavo al 4º anno di contratto sì. dei 5 anni che avevo firmato. Era quella l'opportunità, che per me io l'avevo anche approfittata, 9 minuti. C'era Margiotta suo che non avevano fatto un tiro in porta e io ne ho fatti 3. Una respinta a calcio d'angolo, una ho preso il palo. E poi invece il mister non l'aveva vista così. E torni in Paraguay. Ti prendi un po' di soddisfazioni. Sì. Il Tacuari nel Tacuari 6 mesi, Nazionale 6 mesi, capocannoniere in 2 squadre. Ma anche, raccontami di quella volta che in Coppa America hai fatto gol al Brasile, leggevo, hai fatto piangere i brasiliani, vero? Con un tuo sì, gol. un po' sì. Quello gli è successo un po' dopo. Tutto l'anno calcio paraguayano mi riporta alla nazionale paraguayana, Under 23. Abbiamo fatto fuori il Brasile dai Giochi Olimpici di Atene 2004, sì. perché in Sud America ci sono soltanto 2 posti per qualificarsi ai Giochi Olimpici. Sempre sono Argentina e Brasile quelli che vanno. Allora quell'anno lì il Brasile era già praticamente dentro, doveva soltanto pareggiare col Paraguay. Invece li battiamo, lasciamo fuori il Brasile, qualifichiamo con l'Argentina. Allora questa Coppa America in Perù 2004, il Paraguay non porta la sua nazionale maggiore ma manda la nazionale Under 23 come preparazione per i Giochi Olimpici di Atene. Lì siamo arrivati a pari punti col Brasile, un'altra volta il Brasile, che aveva Maicon, Julio César, Luis Saun, Edu, Diego, Adriano. Tanti giocatori bravissimi del Brasile erano in questa nazionale. Arriviamo a pari punti nel girone, era la partita per definire il primo in classifica, battiamo il Brasile 2-1, faccio gol a Julio César, gol di cabeza, no? Gol di testa. Vinciamo 2-1 e sì, ci siamo qualificati noi primi. Il nel 2004 girone. È un anno magico perché c'è quell'episodio lì
E ci sono poi le Olimpiadi, dove il Paraguay, che non è certo tra le formazioni favorite, arriva fino alla finale con l'Argentina. Sì, esattamente. Caschiamo proprio, cioè, nella nostra fortuna, la fortuna dei paraguayani, no? Caschiamo proprio nel gruppo, nel girone della morte. Campione europeo l'Italia, campione di Asia il Giappone, campione di Africa il Ghana. Tutti i 3 campioni degli altri continenti e Paraguay, vice campione del Sud America, casca in questo gruppo, che è stato chiamato dal Comitato Olimpico il girone della morte, no? Perché soltanto passano 2. No? Allora noi giochiamo, pensa alla fiducia che avevano in noi i dirigenti paraguayani. Voi sapete che i biglietti quando vengono acquistati se comprate i biglietti con andata e ritorno già segnati, costa meno, no? Cioè, il biglietto chiuso. Allora, noi giocavamo contro l'Italia l'ultima partita del girone un mercoledì sera. Il volo nostro partiva il giovedì al mattino. Il giorno dopo la partita contro l'Italia, che loro la davano già per persa, noi partivamo da Atene giovedì mattina. Bellissimo. Abbiamo giocato la prima partita, abbiamo vinto, abbiamo giocato la seconda partita contro il Ghana, abbiamo persa. C'era la terza partita con l'Italia che doveva vincere per finire come prima del girone, perché aveva 4 punti contro il Paraguay che ne aveva 3 invece. Il Paraguay perdendo rimaneva fuori, anche pareggiando rimaneva fuori. E aveva l'aereo al mattino. Giochiamo questa partita contro l'Italia, Italia che aveva Gattuso, Pirlo, Gilardino, De Rossi, cioè giocatori che 2 anni dopo in Germania 2006 sono andati a vincere la Coppa del Mondo, il Mondiale. Cioè, l'Italia favorita a vincere la medaglia d'oro di questi giochi olimpici. Paraguay va lì, ovviamente 11 giocatori pesi alla traversa, tutti a difendere. Secondo tempo erano già un po' stanchi, io vado dentro il secondo tempo, vinciamo 1-0, non faccio il gol, segno un compagno mio, ma difendiamo. Il mister ha detto, 10 difendono, Gonzalez, tu tieni la difesa dell'Italia più alta possibile. Io ricordo che avevo Ferrari qua a destra, cioè non mi ricordo chi a sinistra, cioè dovevo tenere i 2 centrali di difesa, difendere palla, girarmi, tirare in porta e l'ho fatta un paio di volte nei minuti che ho giocato. Allora questa partita la stava guardando il prossimo mister del Vicenza, Giancarlo Camolese. Abbiamo vinto contro l'Italia, ci siamo qualificati primi noi, l'Italia seconda e siamo arrivati in finale con l'Argentina. Grande Argentina. Grande Argentina che ha vinto questi giochi olimpici senza aver perso una partita, ma senza anche aver subito neanche un solo gol. Quindi a porta imbattuta. Sì, era un'Argentina, 3 nomi, Saviola, Tevez, Mascherano. Mascherano, Saviola, Tevez, i 3 rinforzi della nazionale adulta, Pupi sì. Zanetti, Roberto Ayala e Kili Gonzalez. 3 che hanno giocato anche all'Inter di Milano. Non male. Sì. E quel 2004, sotto gli occhi anche di Camolese, nuovo allenatore del Vicenza, ti riporta in bianco-rosso e Camolese ti vuole come terminale d'attacco. Il Vicenza in quell'anno lì è in Serie B. Serie B. Sì, esattamente. Inizia il campionato, prime 15 partite, 8 gol. Esattamente. Sì, quando ritorno a Vicenza quell'anno ero in scadenza di contratto, il mister mi chiama in ufficio e mi dice guarda Gonzalez, io ho ricevuto la richiesta della società di non farti giocare perché per 4 anni non hai mai giocato, a parte quei 10 minuti che ho fatto contro la Roma, mi dicono che non posso farti giocare perché sei in scadenza di contratto e che non ne vale la pena farti giocare. Invece io ti ho visto ai Giochi Olimpici, ti ho visto contro l'Italia e io metto da parte le parole che mi hanno detto i dirigenti, la società e io ti faccio giocare lo stesso. E mi ha dato quella fiducia che una volta mi aveva dato Mimmo Di Carlo e ogni volta che andavo in campo andavo a segnare sempre, quasi tutte le partite. 8 gol in 15 partite. E poi grande protagonista, grande forza, grande... che se ti dovessi definire, che centravanti in quella stagione eri? Era un centravanti che lottava tanto, che lottava praticamente tutta la partita in 90 minuti a correre, a cercare di segnare, di concretizzare, di portare la squadra avanti. Oddio, tecnicamente non è che fosse Tecnicamente no, non era un granché, no, assolutamente. Ero, diciamo, un 70% fisico, un 30% tecnica. Ma un po' i gol li facevo anche. E poi arriva
la sosta, la Roma ha messo gli occhi su di te, di fatto un precontratto con la Roma, probabilmente a gennaio sarebbe diventato quasi ufficiale il tuo passaggio a quella Roma dove avevi giocato contro i famosi Esattamente. 10 minuti. E arriva la mattina del 22 dicembre, giusto? Il 22 Giusto, dicembre, 22 dicembre. tu stai accompagnando all'aeroporto un tuo compagno di squadra, Grigni. Esattamente. C'è tanti sogni, Luca, di quelli che avevo da quando ero bambino. Cioè, che sognavo con diventare calciatore, che sognavo con giocare in Italia, che sognavo con diventare uno come Battistuta, che c'è una ironia della vita, no? Battistuta va via dalla Roma, cercano un centravanti, chiamano me, mi offrono il precontratto, c'è 5 anni di contratto. Andavo a rimpiazzare il mio idolo in una squadra che mi è sempre piaciuta, la Roma, e poi la chiamata anche per i mondiali, no? Cioè, ero già stato convocato per andare a fare la Coppa del Mondo in Germania nel 2006 e partivo da Vicenza per Venezia per andare in aeroporto con tutti questi sogni che erano lì. Cioè, li stavo accarezzando praticamente. Andavo a casa cioè, non avevo detto niente a nessuno per raccontare tutte le novità alla mia famiglia come regalo di Natale. E vado a giocare alla Roma e vado a fare i mondiali E per la la Serie prima A, i volta. mondiali. Sì, cioè, mi addormento in macchina, vado a sbattere contro questi 2 camion e poi tutta la vita cambia praticamente. Cambia tutto. Colpo di sonno. Un colpo di sonno. Sì, sì. Colpo di sonno. Quando ti vengono a soccorrere le tue condizioni sono molto gravi, se non proprio disperate. Ho letto che in 24 ore hai avuto una trentina di trasfusioni, 12 ore di intervento. Dal 22 si arriva al 17 gennaio, quando ci sono delle complicazioni all'intervento al braccio e i medici decidono l'amputazione. Quando ti sei risvegliato? Mi sono risvegliato praticamente 20 ore dopo l'intervento, che sono arrivato all'ospedale. Mi hanno messo 9 sacche 9, ecco. 9 sacche di sangue di 500 cc, quindi sono 4 litri e mezzo di sangue. Chi conosce un po' di anatomia umana sa che ne abbiamo più o meno 5 litri di sangue a seconda del corpo di ognuno, 5 litri di sangue dentro il corpo. Ho avuto 3 arresti cardiaci nel momento che sono arrivato all'ospedale. C'è una cicatrice qua in faccia che è la lamiera del tetto che mi ha schiacciato per il sedile. Sono rimasto incastrato dentro la macchina, che i pompieri mi raccontavano, i vigili che mi hanno tirato fuori dalla macchina, che se quella lamiera toccava questa giugolare, io Dissanguato. 30 secondi e morivo. Quindi ci sono stati tanti episodi che mi hanno dimostrato, anche lo stesso direttore dell'ospedale mi ha invitato a pranzo dopo con la cartella clinica dal primo giorno all'ultimo giorno che io sono stato in ospedale, mi ha raccontato tutte le cose che io ho passato e lui mi diceva, quando ho fatto questi 3 arresti cardiaci, praticamente non avendo sangue dentro il mio corpo, si guardava con gli altri medici e si dicevano, ma Lo perdiamo. come fa questo ad essere ancora vivo? E lui mi diceva, guarda Julio, io sono ateo, cioè io in Dio non ci credo né in Dio neanche nel diavolo, cioè per me queste cose non esistono. Ma se io devo trovare come medico una risposta a che tu sei ancora vivo, io devo dirti che sei un miracolo. Cioè, un miracolo è una provvidenza, cioè una cosa che è un regalo del cielo. E lì ho capito tante cose, cioè se un ateo ti dice che sei un miracolo vuol dire che Dio esiste. E per me da quel momento questa seconda opportunità di vita rappresenta tanto, cioè, ne ho visti di tanti, cioè, ho perso anche compagni di calcio che avendo fatto un incidente stradale non hanno sopravvissuto, no? Cioè, poi anche questo che è appena successo qua con questo giocatore Diogo del Portogallo, cioè, 26 anni, appena sposato, cioè, un mese fa neanche, morto lasciando 3 bambini. È la stessa domanda che mi avevo fatto io, cioè cosa sarebbe successo con i miei figli se in quel momento io sarei andato via, no? Allora da lì la frase che hai detto prima all'inizio, tutto è cambiato, no?
dalle 6 del mattino, alle 7 del mattino quando mi alzo, apro la finestra della camera, vedo il sole, che non l'ho visto per quasi 2 mesi perché ero chiuso in rianimazione. Quando vedo quel sole lì vuol dire che sono vivo, Luca, sono vivo, ho un'opportunità per mettermi in piedi, per andare a fare il mio lavoro, per andare a cercare di uscirne avanti perché ho i ragazzi che mi guardano, ho i ragazzi che guardano suo papà, ho i figli e poi tante altre persone che mi guardano e mi tengono come esempio. No? Allora non c'è la possibilità di buttare la tovaglia, non so come si dice, di tirare la tovaglia, non c'è la possibilità di arrendersi, bisogna andare avanti perché la vita è bella, bisogna far capire a tutti che situazioni difficili, ostacoli li troviamo tutti, le troveremo tutti i giorni magari e bisogna sempre avere la forza Toglimi per continuare. una curiosità, per quanto drammatica possa essere la tua risposta. Nel momento del risveglio, quando ti sei risvegliato, sei uscito dal coma, ti sei accorto che il braccio non c'era più. Posso dirti che i 27 giorni più o meno che ho avuto il braccio attaccato a me, per me sono stati i peggiori giorni della mia vita. Era fare anestesia generale tutti i giorni perché dovevano aprirmi il braccio, farmi le cure, pulirmi tutto, togliermi arterie, ricostruire il braccio, togliere pelle da diverse parti del corpo, coprire buchi dove pelle non ce n'era più o che pelle che moriva. Cioè, tutti i giorni cose da fare, no? A parte il dolore pazzesco, a parte tutti gli antibiotici che mi mettevano addosso, a parte le allucinazioni che avevo magari per il fatto dei farmaci, a parte della camera iperbarica che dovevo fare tutti i giorni e dovevo aspettare magari fino all'1 del pomeriggio che non potevo mangiare, dalla sera prima che non potevo mangiare perché dovevo essere in digiuno per andare dentro la camera iperbarica. Cioè, per me sono stati i peggiori giorni della mia vita quando hanno cercato di salvarmi il braccio. Quando poi dopo invece questi 27 giorni mi hanno portato da rianimazione a una sala privata, diciamo, e io ero da solo, la prima sera che ho dormito lì, il giorno dopo vengono gli infermieri, mi tirano via le lenzuola per cambiarmi tutto quanto e vedono questo sangue che esce dal braccio così come un rubinetto, cioè come una cosa rotta così di acqua, così usciva il sangue tra le vende, tra le gazze, mi coprono ancora e scappano via gli infermieri. Io resto lì da solo in camera. Cioè. E allora, dopo 2 minuti tornano e mi dicono: Julio, ti portiamo in sala operatoria. E mi portano, subisco l'amputazione del braccio sinistro, ma da lì la mia vita è cambiata, nel senso che non sentivo più male, potevo già sedermi al letto, potevo già anche camminare, potevo anche andare al bagno da solo. Cioè, sì, ho perso il braccio, non c'è più stato niente da fare perché dovevano salvarmi la vita, ma un sollievo per me è significato un sollievo importante il giorno dell'amputazione, sinceramente. Se hai la vita, hai tutto. Sono le parole che ti ha detto Alex Zanardi, che è venuto a trovarti. Uno dei tanti incontri che ti ha aiutato e ti ha anche aperto un fronte di seconda vita nuova. Sì, l'incontro con Alex sicuramente mi ha cambiato la testa, la mentalità di quello che... Mentre tutti quanti mi mettevano dei dubbi dentro, lui invece è arrivato con una semplice frase, ha cambiato tutto. Lui è arrivato, mi ha parlato, mi ha detto: come ti senti, come stai? Io non sapevo chi era lui era in piede a fianco al mio letto. Mi dice: ma cosa ti dicono i medici? Che non potrei mai giocare a calcio, che devo cercare altre cose da fare. E cosa ti dicono in società, la squadra? È la stessa cosa, il presidente mi offre di fare il dirigente, l'allenatore, qualsiasi cosa, ma la tua famiglia cosa ti dice? Ma anche loro che devo iniziare a pensare in un altro lavoro, ma a giocare a calcio mai più. E tu cosa pensi? Io penso che ce la faccio. Io voglio dimostrare a tutti loro che sono sbagliati. E lui mi ha detto: resta con quello, perché a me hanno detto la stessa cosa, i medici, la scuderia, cioè con chi lavoravo, gli ingegneri, meccanici e anche la mia famiglia, tutti mi dicevano che io non sarei mai tornato a correre. Invece io ho preso a tutti quanti e ho detto: nessuno va via da qui finché non trovate la maniera che io torno a correre.
E l'hanno trovato, mi hanno messo l'acceleratore, il freno, il cambio, tutto al volante e io sono tornato a correre con le mani. E tu invece, cosa ti serve per giocare a calcio? Mi dice Alex. Le gambe. Le gambe ce l'hai, no? Sì, le gambe ce l'ho. E che cos'altro ti serve? La testa sì. E anche il cuore, no? Sì, anche il cuore. E quelli ce l'hai. Allora posso dirti che sei anche avvantaggiato per quello che ti è successo. Guarda così. Avvantaggiato perché? Perché adesso hai 50% meno possibilità che ti fischiano un fallo di mano. Ci siamo messi a ridere. Ho detto, dai, segui il tuo sogno perché se tu ci credi ce la farai, mi ha detto. Allora, dimissioni, subito il recupero in palestra, sotto le cure di Massimiliano e Gaetano, vero? Che sono I fratelli napoletani. che ti hanno... Terroni, Massimiliano e Gaetano, 2 fratelli che sono diventati anche loro lungo gli anni fratelli miei. Tuttora ci vediamo, ci sentiamo, sono diventato il padrino di uno dei figli, cioè, di Massimiliano. E ho fatto le cure lì per quasi 2 anni. Continuavano, cioè, non mollavano loro, cioè, loro non dovevano fare niente. Quello che doveva tornare a giocare ero io, ma loro... Mi hanno ammazzato di allenamenti mattina, pomeriggio, sera, a triplo allenamento. Tu vuoi tornare a giocare? Sì, voglio tornare. Allora ci dobbiamo allenare. E mi hanno fatto allenare tantissimo. Il problema era ritrovare l'equilibrio Certo. senza il braccio e quindi un maggior carico sulle gambe, anche perché, voglio dire, 80, il tuo peso era 80, sì. 85 kg. quindi è stato quello il grande lavoro, ritrovare un equilibrio da atleta senza braccio. Mi dicevano per raggiungere lo scopo di tornare in campo le gambe dovevano supportare 3 volte il peso del mio corpo, quindi intorno a 240 kg ogni gamba. Allora abbiamo fatto questo lavoro, questo percorso lunghissimo finché abbiamo raggiunto l'obiettivo e i 240 kg in mezzo anche delle problematiche, no? Perché la macchina che avevano loro erano quelle preinsamblate, cioè quindi chiuse già di fabbrica, non si potevano caricare più peso di quello che avevano già. Arrivavano a 160 kg. Un giorno li vedo i 2 fratelli litigando in mezzo alla palestra. Ma qual è il problema? Dico, no, Julio, tu non c'entri niente, non ti preoccupare. Tra io e Gaetano. E continuavano a litigare. Dico, no, dai, qual è il problema? Vabbè, dai, vieni che ti spiego. Mi ha fatto vedere la macchina. La macchina arriva fino a 160 kg. Noi ti abbiamo detto che se tu volevi tornare a giocare dovevi fare 240. E tu i 160 li hai già raggiunti, adesso dobbiamo caricare altri pesi, ma per caricare altri pesi dobbiamo far venire a quelli della fabbrica, disarmare tutto, caricare i pesi. Ascolta Julio, a quel punto ci credevi di poter tornare a giocare nel calcio italiano? Ci credevo, ma sapevo che sarebbe stata anche complicata la situazione perché qui le regole sono diverse magari a quelle nostre. Il calcio italiano non ti ha dato l'idoneità, poi che sia giusto o sbagliato questo in quel momento lì non ho preso l'idoneità e sono dovuto tornare in Paraguay perché l'anno e mezzo di contratto che mi era stato rinnovato anche dal Vicenza era già finito, allora poi c'è stato anche questo programma, il Bivio, per darmi la possibilità di restare in Italia, ma ho avuto anche altre proposte per restare in Italia. Ma io volevo inseguire quel sogno che avevo di tornare a giocare, dovevo dimostrare al mondo che potevo tornare a giocare. E sono tornato in Paraguay. Sei tornato in Paraguay e sei tornato a giocare. E sono tornato a giocare 2 anni dopo, il 2007? 22 novembre 2007 più o meno, contro la squadra del mio cuore, contro l'Olimpia, vestendo la casacca del Tacuarí sempre, la maglia del Tacuarí. E hai giocato alcune partite, le hai giocate? Sì, ho giocato le 3 ultime giornate di campionato, le ho giocate tutte e 3, poi da lì sono andato a giocare in Serie B, dopo mi sono fatto male, mi sono rotto la clavicola, dopo ho smesso. L'ultimo infortunio, quello della clavicola, ti ha detto adesso fa male. Ho vinto sì. La scommessa con me stesso, sono tornato come facevi a resistere ai contrasti in area di rigore? Resistivo ogni tanto, ma più delle volte cadevo, e quando cadevo, sapendo che questo braccio, che mi avevano anche quasi amputato il braccio destro in ospedale, il medico mi aveva detto: guarda che si torni a giocare e stai attento a non farti male questo braccio, perché se questo braccio si fa male
siamo rovinati. Allora stai attento, allora, quando cadi sempre da questo lato qua. Allora ho dovuto imparare cadendo a cadere, a mettere sempre questa spalla qua. A forza di cadere questa spalla si è un po' Ti ha presentato il indebolita. conto, Come sì. mi ha presentato il conto un anno dopo, sono caduto, mamma mia, Però, frattura di clavicola, ma la mia sfida comunque l'avevo già vinta. Cioè. Poi ho visto questi ragazzi che erano in campo correndo, che scendevano le tribune per vedere cosa era successo al papà che urlava in mezzo al campo e ho detto dai, basta, il mio l'ho già fatto, cioè, non ho perché far passare queste situazioni anche ai miei figli e preoccupazione. No? era Allora, la dimostrazione che era cominciata sul serio l'altra vita, la seconda ecco. vita. Peraltro, prima di ritornare, credo prima di ritornare in Paraguay, la Gazzetta dello Sport istituisce un premio intitolato a Giacinto Facchetti, il premio Il Bello del Calcio. Nel frattempo tu avevi conosciuto l'ex direttore Candido Cannavò e quella prima edizione del premio, il premio lo ricevi tu. Esattamente. C'è stato un anno un po' particolare per il calcio italiano, era l'anno del Calciopoli, quindi Giacinto Facchetti non c'era più, hanno creato questo premio in onore a lui, no? Il bello del calcio, perché lui era un giocatore, a parte di essere un bravo calciatore, aveva sempre il gioco pulito, no? E di gioco pulito nel calcio italiano c'era poco da vedere. Allora hanno trovato un po' una storia che usciva dal mondo del calcio, che poteva magari ricevere questo premio, hanno preso la mia storia, la Gazzetta dello Sport ha preso la mia storia, l'Inter anche, e il primo premio Giacinto Facchetti, il bello del calcio, mi è stato consegnato nel 2007. Sì, ecco, volevo ricordare che il premio intitolato a Facchetti è andato dopo che a Julio è andato a Maldini, a Platini, a Zanetti, a Totti e a Vialli, quindi insomma buona... Cosa ci fa Gonzales buona come? Cosa ci fa Gonzales in quella lista? Ascolta, a proposito di grandi incontri che ti hanno aiutato in quel percorso di sfida che ti ha portato a giocare, c'è stato un incontro grazie a Candido Cannavò con un personaggio straordinario anche del mondo dello spettacolo, si chiama Simona Azzori. Un bellissimo Non so incontro. se conoscete Simona, è Simona una Azzori. ragazza che non ha le braccia. Non ha le braccia. E- Di nascita. Di nascita. Ballerina. Di nascita. Ballerina, straordinaria. Paralimpica anche, fa anche sport paralimpico. Sì. Grande incontro, vero? Bellissimo, bellissimo. Cioè, io pensavo di avere delle limitazioni avendo un braccio. Cioè, abbiamo fatto questo incontro insieme tutti, siamo andati anche a un'esposizione sua perché lei dipinge i quadri. Sì, no? esatto, un artista. È un artista, quadri meravigliosi, io non avevo mai visto una cosa così bella. Dopodiché siamo andati a cena e a cena a tavolo ci sediamo uno a fianco all'altro, no? Io qua e la Simona a mia destra. Questa non aveva le braccia. No? Allora, si siede a tavolo, Con i piedi? cioè una mano diciamo, l'altra mano, i due piedi sul tavolo come se fossero le mani. No? E prende coltello, forchetta, mangia come se fosse niente, c'è una cosa spaventosa. Poi a un certo punto sentiamo questo telefonino che inizia a squillare, squilla un telefono, era il suo, che c'aveva dentro la borsa il telefonino. Prende col piede la borsa, se la sposta qua sul sedere, apre la borsa col piede, mette il piede dentro, tira fuori il telefono, risponde e inizia a parlare. Cioè, sempre col piede. No? Io sono rimasto, cioè, cosa posso dire? Cioè, di cosa posso, come posso come posso lamentarmi? lamentarmi io? Cioè, dopo aver visto tutte queste cose, una che non ha le due braccia che fa tutte queste cose, poi dipinge, cioè, balla, fa tutto, una semplicità. Mi sono quasi innamorato di questa ragazza, proprio veramente bella, molto bella. Era un personaggio bellissimo. una bella iniezione di fiducia anche per Madonna, una spinta cioè, per ritornare in campo. Esattamente. Il calcio giocato si ferma e comincia un'avventura con l'Inter, con un campus che tu hai fondato in Paraguay, rivolto a chi? Chi erano i tuoi giocatori, i tuoi giovani giocatori? Sì, Intercampus è un progetto che si svolge in oltre 40 paesi al mondo.
dai quali dopo questo incontro, dopo questo premio Giacinto Facchetti, il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, si fa la domanda: ma in Paraguay c'è Intercampus? E gli dicono: in Paraguay non c'è. Allora, come Intercampus viene fatto sempre con un ex calciatore dell'Inter, e come ex calciatore dell'Inter c'era Carlos Gamarra, che è uno storico del calcio paraguayano, chiamano a lui, ma chiamano a lui per dirgli: noi vogliamo portare Intercampus in Paraguay, ma vogliamo portarlo con Julio González. Allora, come lui in quel momento lì stava iniziando con una squadra in Paraguay, a gestire una squadra e tutto, lui aveva detto: non potevate trovare una persona migliore, fatelo con González. Allora abbiamo iniziato questo progetto Intercampus in Paraguay con 100 bambini orfani del Paraguay all'inizio, che oggi sono diventati 300. 300, dove un nucleo sono sempre bambini di questo orfanotrofio, e poi l'altra metà sono di un villaggio, di un immondiziaio che si chiama Cateura, dove tutta l'immondizia del paese praticamente viene buttata qua, e questi bambini insieme alle loro famiglie, perché sono 60.000 famiglie che vivono in questo quartiere, e entrano a lavorare, a fare la raccolta differenziata della immondizia dentro un immondiziaio, tra questi i nostri bambini. E allora diamo la possibilità del gioco, in questo caso il calcio, usiamo il calcio per spingerli e motivarli allo studio, no? A formarsi accademicamente. Perché in queste zone, siano quelli orfani che quelli che vivono in mezzo all'immondiziaio, per le loro famiglie non è la priorità mandare i figli a scuola. La prima priorità è: dovete andare a lavorare. O dovete andare a lavorare in mezzo all'immondizia, o dovete andare a lavorare in mezzo alla strada, che dovete raccogliere i 3-4 euro al giorno. Ogni figlio deve raccogliere 3-4 euro al giorno e portarli a casa, così papà o mamma, o papà e mamma, possono bere la birra, fumare, così. Allora la priorità non è quella di formare il bambino, di dargli la possibilità di studiare. Allora noi arriviamo lì con la maglietta dell'Inter di Milano, originale, pantaloncino, tutto Nike, mettiamo gli allenatori, diamo i palloni e diciamo: questo è gratis, ma dovete studiare però. Allora un po' il numero si è ribaltato dall'inizio. 16 anni fa, quando abbiamo iniziato questo progetto in Paraguay, avevamo un 20% di bambini che andavano regolarmente a scuola, l'80% no. E adesso? Perché lavoravano e non avevano tempo di andare a scuola. Adesso un 80% di bambini che vanno a scuola, la priorità loro è andare a scuola, poi la scuola calcio, e poi se resta tempo vanno sempre a lavorare con i genitori, a raccogliere un po', a fare la raccolta differenziata. Siccome la tua vita è un romanzo, tra i tanti bambini che si susseguono in questa attività di progetto calcistico, ce n'è uno che si distingue perché è bravo, ma perché evidentemente ti colpisce, che è Moises, che di fatto oggi è della tua famiglia. È la mia famiglia, sì. È della tua famiglia. E Moises ha anche giocato, perché tu lo hai accompagnato fino a giocare, e oggi è lui che segue il progetto. Esattamente. Il primo giorno di allenamento in questo orfanotrofio, avendo questi 100 bambini orfani, viene il direttore. Io ero già in mezzo al campo a iniziare l'allenamento con questi bambini, e viene il direttore del villaggio, perché è un villaggio SOS, e mi dice: profe Julio, vieni qua un attimo. Mi avvicino e mi dice: tu inizierai a conoscere le storie di tutti questi 100 bambini e ti innamorerai di tutti i 100. Un giorno sentirai nel tuo cuore di adottare un bambino, e quando arrivi questo giorno voglio che ti prendi lui, mi diceva. E aveva in mano Moises. L'ho conosciuto che lui aveva 11 anni, lo avevano buttato in mezzo alla strada che lui aveva 8 mesi di vita più o meno. Lo hanno messo Moises perché era legato dentro un lenzuolo, buttato per terra. L'hanno trovato lì in mezzo alla strada, l'hanno portato a questo villaggio SOS, e io l'ho conosciuto che aveva 11 anni. Quando io l'ho conosciuto iniziavo a portarlo un po' in giro, a giocare, scuole calcio, partite, lo portavo anche a casa ogni tanto, e gli chiedevo sempre: ma cosa vuoi mangiare? Niente. E vuoi che ti compro qualcosa? Vuoi scarpe nuove? Vuoi da vestire? No, niente, non voglio niente. E sempre diceva niente. Dopodiché abbiamo fatto un provino, abbiamo portato un'estate a casa a vivere con noi, a fare 3 mesi con noi, dicembre, perché da noi estate è dicembre, gennaio, febbraio. No?
L'ho portato un'estate a casa a vivere con noi. Lui aveva 12 o 13 anni. E dopodiché, finito i 3 mesi, non voleva più tornare al villaggio, ovviamente. Si era affezionato a noi, a me già chiamava papà, a mia moglie chiamava mamma, a loro chiamava fratelli. Ha salvato la vita 2 volte a Enzo, che questo, come vi ho detto, era pericolosissimo. Aveva 1 anno, noi avevamo la piscina a casa, questo si era buttato 2 volte da solo in piscina, che nessuno lo guardava. Scappava via di corsa, boom, in piscina. E Moises l'ha trovato 2 volte proprio in fondo alla piscina, e dal fondo allora è diventato un po' un angelo anche per noi, no? Un protettore di Enzo. E quando lui non voleva più tornare al villaggio, allora sono andato a parlare io al villaggio e me lo sono tenuto, non l'ho fatto più andare al villaggio, l'ho adottato simbolicamente, perché con le carte non sono riuscito a tirar fuori l'adozione, perché lui, essendo già grande, fare il processo di adozione con un bambino già grande è molto più complicato, molto più difficile. E niente, comunque è diventato mio figlio. E oggi che io sono tornato in Italia, Moises è diventato coordinatore del progetto Intercampus in Paraguay. Che lui adesso ha 29 anni, c'è la storia che lui diceva sempre niente, non voglio niente, non aspetto niente. Abbiamo fatto un percorso anche allo psicologo, e lo psicologo mi spiegava, Giulio, questo è stato buttato in mezzo alla strada. La vita non le ha mai dato niente, non ha la famiglia, non ha fratelli, non ha genitori, non ha niente. Quindi la vita cosa le ha dato a lui sempre? Niente. Quando tu gli chiedi cosa vuoi, lui ti risponde non voglio niente, perché lui non si aspetta niente dalla vita. Allora un po' alla volta abbiamo lavorato con lui, è cambiato adesso, è diventato un uomo, ha finito scuola, lui lavora, voleva fare il calciatore, ha fatto un po' di anni di calciatore anche, e lavora questo doppio lavoro perché ha il suo proprio lavoro, ma a parte fa anche il coordinatore Intercampus con questi bambini che come lui alcuni sono orfani anche, quindi per lui ha tanto significato questo ruolo che ha lui adesso come coordinatore di Intercampus, che è rimasto là in Paraguay a prendere il mio posto, quindi sono molto felice e contento per lui. Attento. Voglio dire, tu hai anche contribuito a frenare la denatalità, perché voglio dire, un po' di figli ce li hai, o no? Allora, la tua prima... No, ho fatto 4 con 2 mogli, e il quinto è Moises, che è il mio figlio di cuore, ma sono fermo a 5, dai, basta. Insomma, non è poco. La più grande, che è nata a Vicenza. La più grande, 24 anni, è nata a Vicenza, anche lei mi ha fatto diventare nonno, ha un figlio di 8 mesi, Massimo, e sì, sono diventato nonno molto giovane. Poi ci sono i 2 tuoi ragazzi che sono qui con noi, Fabrizio e Enzo, Fabrizio ed Enzo. che hanno già la minaccia di non farmi diventare nonno. Tranquilli, aspettate Sì, anche un po'. perché mi pare uno ne ha 15 e l'altro sì, 20, insomma, mi pare che sia. Ma ricordati che è pericoloso come il papà lui. Sì? Immagino. E poi anche una bimba piccola. E poi una piccola bambina, si chiama Sara, ha 9 anni, che viene a trovarmi adesso a settembre con la mamma e niente. A proposito dei 2 che sono qua, vorrebbero fare anche i calciatori. Esattamente. Fabrizio era al Montecchio, ha finito la stagione col Montecchio quest'anno, adesso sta cercando squadra, se qualcuno fa il dirigente sportivo. Quindi avete un difensore centrale da prendere che è libero. E poi Enzo invece inizia col Vicenza quest'anno, fa la preparazione col Vicenza. Lui però è attaccante. E lui però è attaccante, sì. Lui è attaccante. Comunque ha un bel fisico, è alto. Sì, ho visto che è alto quasi come te. Lo vendiamo per centimetri. Sì, ma tu sai che oggi il calcio... No, se non è capace di giocare, lo vendiamo per altezza. Sai che oggi nel calcio si vende per centimetri. Sì, certo. Se sei meno di 1,88 niente da fare. Non puoi farlo. Sì. Se non ti chiami Messi, ovviamente, perché quello è un altro paio di maniche. Fabrizio ha cominciato a lavorare? O no? Fabrizio ha cominciato a lavorare, prima ha lavorato con Cristiano a Costa Bisara, lì vicino a casa nostra, che c'è il Mamma Loca. Poi da lì ha trovato un altro lavoro, è stato chiamato all'autogrill, adesso se passate all'autogrill d'Altavilla c'è Fabrizio che vi fa il caffè volentieri. Fa il caffè anche buono, buonissimo. Me l'ha fatto oggi a casa, molto molto buono. È diventato uno esperto del caffè Fabrizio. Ascolta, tu hai anche firmato insieme con un giornalista toscano, che è Filippo Tecce, un libro dal titolo iconico, che è Vivo.
Cosa rappresenta quel libro lì? Il libro rappresenta un po' tutta la storia della mia vita. Filippo ha avuto il coraggio e io ho avuto il piacere di riceverlo a casa mia ad Asunción. Ha preso l'aereo e è venuto fin là per raccogliere tutta la mia storia. Siamo stati praticamente una settimana chiusi in un albergo, lui col registratore in mano e l'agenda con le domande che mi faceva, tutte le domande che tu mi hai fatto in questi 24 anni, Luca, lui me le ha fatto in una settimana, tutte dall'inizio alla fine, da quando sono nato, anche da prima di nascere, e si è portato tutta la storia qui in Italia e ha iniziato a lavorare capitolo per capitolo su questo libro che dopo 5 anni più o meno è venuto fuori. Grazie a un amico che devo anche citarlo, Claudio Della Pietra, che lui fa il manager sportivo, fa il rappresentante di calciatori, no? L'ho conosciuto allo stadio Defensores del Chaco ad Asunción, era il mondiale Under 15, lui c'era e quando ha sentito la mia storia mi ha detto: ma tu devi scrivere un libro. Mi ha detto, sì, volevo farlo, ma quello che mi aveva proposto di scrivere il libro, che è stato Candido Canavò, purtroppo non c'è più e adesso devo trovare un altro scrittore. Ah no, ma te lo presento io uno scrittore, Filippo Tece. E lui è tornato in Paraguay, ha fatto contatto con Filippo mi ha chiamato, mi ha detto: Julio, io vengo a Paraguay, mi porto la storia, scriviamo il tuo libro. Ed è così che ci ha lavorato per un paio di anni sul mio libro, sulla storia, e capitolo dopo capitolo facendo le correzioni, sì, no, questo mi piace, questo no. È venuto fuori questo materiale che adesso siamo già alla terza edizione, cioè la terza ristampa del libro, che devo ringraziare per questo al mio carissimo amico Massimo di Camisano della BLS, che ha collaborato in questa occasione per darmi la possibilità di tirar fuori altre 500 copie del libro e che sono molto contento che man mano che vengono fuori finiscono anche in fretta. Quindi adesso sono in arrivo le vacanze, durante l'estate si legge di più. La copertina del libro è questa, chi non l'avesse ancora letto è un suggerimento, perché è un buon motivo per occupare delle ore in una buona lettura con la storia di Julio. Lì c'è di tutto di più, Luca. Ma ci siamo dimenticati che Julio è comunque tornato a giocare, perché in questi mesi ha giocato con il Vicenza Amputati. Che avete sfiorato il campionato, la vittoria nel campionato italiano, avete secondi solo per differenza reti, giusto? Differenza reti, esattamente. Lì la cosa che mi ha colpito di più, che mi ha detto: ma guarda, è bellissimo, perché ho conosciuto delle storie straordinarie. Ovunque vado, di solito sono io quello che guardano e che dicono: no, quello Gonzalez è una storia pazzesca, guarda, devi conoscere la sua storia. Ma quando vado in questi posti qua, come a Senigallia, che sono stato il weekend scorso, o quando vado a giocare calcio amputati e inizio a conoscere le storie di questi ragazzi, io sono proprio il più piccolo, il più piccolo tra tutti questi. Per dirti, c'è un carabiniere che lì è esploso la bomba, il carro armato dove andava è iniziato a cadere nella montagna, lui è volato, il carro armato gli è cascato sopra la gamba, ha perso una gamba, è rimasto proprio sotto il carro armato, l'hanno tirato fuori già senza una gamba, no? E questo gioca a calcio amputati, per dirti, un carabiniere, c'è una forza nella natura, tira delle sassate, un calcio pazzesco nella gamba, e io guardo questi giocare con le stampelle, giocare con 2 gambe è facile, ma giocare con una gamba, tu devi fare la conduzione, il dribbling, tu con una gamba e poi con le stampelle. E quando io vado, da un po' che li conoscevano, un paio di anni che li scrivo, gli dico: io voglio giocare con voi, non mi rispondevano mai. E poi quando mi sono trasferito, loro hanno saputo che ero già qua, mi dice: dai, vieni a fare un allenamento con noi. Io vado tutto carico per fare l'allenamento, io a questi li spacco, io ho 2 gambe, loro una, e io qua sono fortissimo, dico. Mi preparo per entrare in campo, Julio, ma tu devi andare in porta. Ma come che devo andare in porta? No, io voglio giocare fuori, io faccio l'attaccante. Ma voi non sapete chi sono io? Sì, sappiamo che eri attaccante, ma qui le regole sono diverse.
chi non ha le gambe gioca fuori e tu le gambe ce l'hai, quindi devi andare in porta. Chi non ha il braccio va in porta. Mamma mia, ho dovuto... Fai il portiere. Faccio il portiere. Ho dovuto conoscere un ruolo diverso che non avevo mai fatto in vita mia, ma sai che soltanto stare in campo lì con loro, spogliatoio, tutto quanto, Luca cioè, già ripaga tutto. E per me giocare o non giocare, cioè, entrare in campo o non entrare in campo, cioè, stando già lì nel gruppo è già tutto ripagato. C'è un gruppo meraviglioso, sono ragazzi fantastici. Ma tu sei un uomo dei sogni, perché adesso sei partito con un altro sogno, che è quello di fare l'allenatore. Certo. Tu hai il patentino in Paraguay. Ho il patentino in Paraguay, adesso devo fare quello di Coverciano. Adesso volevo iscrivermi anche a un corso per fare il direttore sportivo anche, così, per avere anche un'altra opzione. Ma anche lì devo trovare lo sponsor, mi sa. Costa un po' il corso questo qua. E sono tanti sogni, Luca, tutti legati al mondo del calcio, ovviamente, perché ho già ricevuto tante richieste per fare allenatore delle squadre, ma il patentino non ce l'ho ancora. Quindi devo farmi il patentino in Italia anche, così posso anche allenare ai ragazzi. Mi hanno chiesto per il calcio femminile, per dirti del Vicenza, allenare il calcio femminile. Mi hanno chiesto anche ai ragazzi del calcio amputati di fare anche allenatore con loro e tutto. Ma serve sempre il patentino, il cartellino dell'allenatore. Intanto sei entrato ufficialmente nello staff tecnico del Vicenza Calcio e cominci la tua esperienza, già sì. Questo è un riconoscimento. Esattamente. Però, diciamo la verità, il tuo sogno vero è quello di fare allenatore e allenare il Vicenza. Sogno, no, voglio dire, è un sogno, no, nel senso non che volevo dirlo, ma sì, nel senso che il Vicenza che rimane in C perché ti aspetta, voglio dire, perché dice si parte da lì. Certo. Ecco, cerca di fare in fretta. Il sogno è quello, arrivare ad allenare il Vicenza un giorno, perché no, portarlo in B se non arriva quest'anno. Comunque ho già detto che quest'anno cambio strategia, il Vicenza non ce la fa quest'anno, perché sono 3 anni che dico che il Vicenza ce la fa, quest'anno cambio, cioè il Vicenza non ce la fa. No, perché no, riportare il Vicenza in Serie A sarebbe il top, la cosa più bella al mondo. Voi dovete pensare, questo signore, la FIFA, che è la Federazione Internazionale del Football, per la FIFA lui è leggenda, non proprio uno qualsiasi, insomma, e credo che con quello che ci ha raccontato stasera abbiamo capito che ha tutti i titoli per essere leggenda. Se la vita fosse una mela da dividere in 2, tu sei un uomo fortunato o sfortunato? Che domanda, Luca. La risposta è scontata. Cioè. Io mi sento l'uomo più fortunato al mondo. Cioè, lo dico sempre. Non so se avrei trovato così tanto affetto da tutta questa gente se non avessi fatto l'incidente. Anche se ce l'avevo già anche prima come calciatore. No? Ma come calciatore sei sempre calciatore. Ma dopo, quando non lo sei più, che tutti scappano via, che ti guardi intorno, tutti gli amici che avevi spariscono e tu sei diventato un uomo, un disabile, uno che non ha più il braccio, che non puoi più contare su nessuno. E io invece, cioè io mi guardo attorno, io lo dico sempre, cioè, qui c'è gente che è disposta a dare la vita, cioè, purché io sia felice, per dirti. Anche invitandomi un aperitivo, un caffè, una cena, un pranzo, come mi capita spesso. E come io mi trovo a Vicenza non ho trovato posto al mondo, posto migliore al mondo per portare i miei figli, per avere una famiglia, per far crescere i miei bambini. Non ho trovato miglior posto al mondo che Vicenza, non ho trovato miglior gente al mondo che Vicenza. Vicenza, siete enormi, siete enormi. Ho perso il braccio, ma mi sono guadagnato, non so quante braccia ce ne saranno qua, 200 braccia più o meno. Mi sono guadagnato un po' di braccia che sono disposti sempre ad aiutarmi. Certo. Una cosa è certa, anch'io sapevo che mi avresti detto che sei un uomo fortunato, una cosa è certa per quello che ti ho conosciuto e per quello che ci hai raccontato, che è solo una parte della lunga storia di Julio. Sicuramente tu sei una persona buona e su questo credo che non ci siano
che non se ci loro sono siano d'accordo. dubbi. Sono Come, buono. come fanno a non essere d'accordo? Che dici, Enzo? Si stanno mettendo Sì, d'accordo. no, sì. Che diciamo? Diciamo di sì o Si diciamo di stanno no? mettendo d'accordo. Non so se... Se diciamo di no, papà ci mena. Ma corrono più forti di te questi, Sì, ma ciao sono che già li- più... Ho ciao che li paura prendi, di ciao. dirgli parole a questo qua che ha 15 anni, lo guardo così, poi mi trattengo, no, non gli dico niente. Dai, fai come vuoi. Non so se Paola, se qualcuno vuole rivolgere qualche domanda, se ha qualche curiosità da Julio, basta che alziate la mano, Julio arriva, altrimenti mi tolgo anch'io Sì. qualche curiosità. No, soprattutto Luca, cioè, tornando un po' al discorso della fortuna e sfortuna, io penso che chi abbia avuto un incidente come quello che io ho avuto e riesce a raccontarla deve essere comunque la persona più fortunata al mondo. E io mi sento per questo motivo qua la persona più fortunata al mondo perché sto vivendo la mia seconda opportunità di vita, non la prima. Tanti nella prima c'è finita lì. Cioè, invece io avendo questa seconda opportunità, quando mi chiami tu, mi chiamano a scuola, mi chiamano all'università, mi chiamano qua, mi chiamano là per raccontare la mia storia, sì, vengo perché per me quello è lo scopo di questa mia seconda opportunità di vita, di raccontarla, di far arrivare ai ragazzi, ai giovani che magari per delle cavolate dicono che non ce la fanno più, dicono che non hanno più voglia, dicono che vogliono mollare e dicono che sono così fragili. Allora magari ci vuole anche un po' spingerli un po' attraverso il testimonio, la testimonianza, attraverso un po' Ma il tuo motto dell'esperienza. No? il tuo motto è mollare mai, questo No, non l'abbiamo, mollare mai, questo certo. l'abbiamo capito. Peraltro, Non molla mai. dovete pensare che, dimmi di questa esperienza che fai. Lui viene chiamato per adesso in Paraguay e quindi è un invito anche alle aziende vicentine, perché lui va nelle aziende a fare il motivatore e credo che abbia tutti i connotati per poter raccontare come si può rimotivare una persona al lavoro. È vero che vai in Paraguay Sì. a raccontare? No, ho ricevuto questa richiesta da un'azienda paraguayana che ovviamente non sapevano che io vivevo, o non so se lo sanno o non lo sanno, mi hanno scritto: Julio, vogliamo averti nel nostro incontro annuale dove abbiamo tutti i nostri dipendenti, non so, 2000 dipendenti, per raccontare la tua storia. Ma io vivo in Italia, ti vogliamo lo stesso. E allora c'è da pagare i voli, l'albergo, tutto, e poi ovviamente c'è il fatto di portarmi là. E niente, è una cosa che lo facevo molto spesso in Paraguay, mi chiamavano tante aziende per raccontare la mia storia, per condividere la mia storia con i dipendenti, perché ovviamente a livello psicologico, soprattutto anche dopo il Covid, ce ne sono tanti dipendenti che si trovano magari in difficoltà o che magari hanno bisogno di un po' una carica di buona energia, di una storia di motivazione, cioè motivazionale, di superazione personale per aiutarli un po' a trovare la strada giusta. No? Cioè, certe volte la gente si perde nelle piccole cose, no? Allora basta poco per fargli capire che la vita è bella e che bisogna guardarla in maniera diversa. No? E quindi fa il motivatore in azienda, quindi è anche un appello A chi vuole, siamo qua a utilizzare. disposizione. Ascolta, Pubblicità. Facciamo un po' di promozione prima di andare, di congedarci e di andare a fare un aperitivo insieme. Dalla sede dell'università, se guardiamo verso là, Bellissimo. vediamo lo stadio Menti. Il più bello stadio al mondo. Tanti ricordi. Tanti ricordi. Quando lo guardo mi si riempie il cuore. Vorrei vederli lì un giorno, correndo, giocando, segnando. La maglia biancorossa rappresenta tanto per me, che poi sono gli stessi colori della mia nazionale, quindi bisogna anche trasmettere quel che rappresenta, quel che significa questo stadio, questa storia di calcio ai ragazzi che la vestono oggi. No? Anche un po' devono capirla anche un po' loro. No? Magari una bella, la prima azienda che potrebbe chiamarti potrebbe come essere, motivatore ecco. potrebbe essere proprio Vicenza Calcio, sì. Perché credo che potrebbe essere un bel incontro con i ragazzi sarebbe molto interessante. Magari farlo in mezzo al campo lì o no? bello.
Ti ricordi quando abbiamo organizzato una partita, sei venuto a giocare? Sì, sì, farmacisti contro, nazionali farmacisti contro artisti famosi. Ah, i cantanti. Sì, sì. Sì, c'è anche Roberto Baggio, Ah, dai, ti ricordi qualche anno fa? Enrico Ruggeri, venuto. A me è stato un grandissimo piacere rincontrarti. Ti ho ritrovato anche più uomo, più maturo, ed è stata una grande occasione e hai trasmesso proprio quella passione per la vita, per la gioia di vivere che può essere trasferita non solo ai ragazzi, ma a chi vive un momento di difficoltà. Quindi io Grazie. ti auguro per il bene degli altri che tu possa anche fare quel lavoro lì. Grazie Luca. Credo che meriti un grande applauso. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie Luca. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Devo dire che ho fatto una ventina di puntate di Talenti, che è iniziato lo scorso anno, ma un applauso così lungo non l'abbiamo mai registrato. Grazie. Quindi qualcosa vuol dire proprio che vogliono bene. Grazie mille. Grazie Luca. Mi fate emozionare. No, voglio ringraziare a tutti per la vostra presenza, a tutti gli amici che hanno preso il tempo e sono saliti in macchina e sono venuti fin qua per venire ad ascoltarmi. Mi fa veramente molto molto piacere. A tutti quelli che siete qua, siete in tanti, non vorrei dimenticarmi di nessuno, ma semplicemente grazie a ognuno di voi. Grazie perché il dono più grande che mi potete dare è il vostro tempo. E oggi me l'avete regalato voi, il vostro tempo me l'avete regalato a me, quindi grazie per essere venuti. Se avete delle domande, dei dubbi, siamo qua a disposizione vostra per rispondere alle vostre domande. Stiamo ancora insieme, Stiamo insieme ancora con gli sì, amici perché abbiamo l'aperitivo, Abbiamo e lì sono anche più liberi, non c'è... Quello che piace di più ai vicentini, ai veneti, bere e mangiare. Sì. Grazie. Grazie, permettimi di ringraziare la Fondazione Studi Universitari, il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova, GSM, IM, BVR, Banca Veneto Centrale, Z Farmaceutici, il Centro Commerciale Palladio, le Pelletterie Palladio e soprattutto perché abbiamo parlato di aperitivo, grazie a Garzadori che ci aspetta di là. Grazie a Luca. Julio Gonzalez, Grazie a voi dell'attenzione, Grazie. arrivederci. Grazie Luca. Grazie mille. Bellissimo. Firma. No, anche grazie a te. Bella. C'è un foglio, mi sa. Fantastico. Ecco quello. A chi mettiamo? Walter. Walter. Di doppia. Ma sì, hai sentito? La conoscevi questa storia? Non pensavi che fosse così, eh? Non pensavi che fosse una